Ultima partita del girone di andata di Promo A. Al Piccardo si affrontano Sestrese e Mignanego, due squadre con obiettivi opposti. I verdestellati sono a ridosso della zona playoff, i bianco-blu si trovano in zona play-out. Prima azione degna di nota al 18°, scambio dalla tre quarti tra Federici e Cafferata. Il numero 7 della Sestrese serve poi a Cari che va al tiro, ma senza impensierire troppo Caffieri. Caffieri che salva il risultato anche nell'azione immediatamente successiva, dall'incursione di Accari. 26°, Mignanego che ha un'ottima occasione che Martino non riesce a concretizzare. La retroguardia locale mette in angolo. Al 35° esplode la gioia della Sestrese, dagli sviluppi di un corner riesce a spuntarla a Cari, 1-0 e 11 gol in campionato per il numero 10. A 5 minuti dal termine ci prova anche Camara che fa tutto bene, tranne la cosa più importante, inquadrare la porta. In pieno recupero è il palo a negare ad Accari il raddoppio, si passa così al secondo tempo con una sola rete di vantaggio dei verdestellati. Dopo 11 minuti protesta il Mignanego perché l'arbitro Fagiolino Limperia decide di non assegnare un calcio di rigore ed estrae prima il cartellino giallo per Bottino e poi quello rosso per mister Pedemonte che si allontana dal campo. Rivediamo il contatto e valutiamo la scelta grazie alle nostre immagini. In un momento in cui era il Mignanego più propositivo, la Sestrese coglie l'occasione del raddoppio con Cafferata di testa che incastra il 2-0 all'incrocio dei pali. Ci prova anche Camara ad allungare le distanze, ma la sua conclusione termina di poco alta sopra la traversa. A causa dell'espulsione di Bottino, il Mignanego rimane in 10 uomini per gli ultimi 2 minuti più recupero. La Sestrese passerà un ottimo Natale sia per la vittoria di oggi sia per la splendida prima parte del campionato.